Sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto ancora per cavalli di 3 anni, sono in 12 dopo il ritiro di Beethoven Griff e si torna sulla distanza del miglio. Lo schieramento: 1 Bamako dei Greppi, 3 Blue Wise S, 4 Benza S, 5 Bellatrix Font, 6 Brando del Ronco, in seconda linea 7 Birbona, 8 Bella di Notte DL, 9 Blackfire Horse, 10 Big Didario, 11 Benvenuto Ongi, 12 Birba in terza fila, 13 Belgique Best. Favore in chiusura per Benza S, numero 4 Eric Bondo, debuttante. Intanto in partenza sfila subito Bellatrix Font nei confronti di Benza Numero S. 3 Ha Blue sbagliato Wise invece Blue S Wise S, che era squalificato. la controfavorita, mentre Numero 6 Brando del Ronco squalificato. squalifica anche per Numero Brando del 1 Ronco Bamako e dei per Greppi Bamako dei Greppi. In squalificato. vantaggio quindi dopo 250 metri Bellatrix Font, avanza dalle retrovie Blackfire Horse che in poche battute si porta sui primi. Terza posizione lungo la corda per Big Didario, tanto 400 completati in 32. Insiste all'esterno Marco Volpato con Blackfire Horse e avvicina Bellatrix Font dopo 550 metri di gara alla Pariglia. Lungo la corda in posizione di rincalzo rimane Benza S, mentre c'è più indietro il tentativo in terza ruota anche di Big Didario, anzi di Belgique Best, che progredisce e raggiunge i fianchi di Birbona dopo un giro esatto in 1, 2 e 8. Il vantaggio si mantiene però Bellatrix Font, che ha respinto il primo attacco di Blackfire Horse, che cerca di riproporsi all'esterno dopo un chilometro in 1, 18 e 2. Ora Big Didario e Belgique Best avanzano. Siamo a 400 dal palo con Bellatrix Font in vantaggio, presa sotto tiro da Big Didario che attacca. Lungo la corda c'è sempre Blackfire Horse che si è accodato, mentre c'è l'errore di Belgique Best, cerca di avanzare anche il Birbona. Siamo ora al completamento della Numero piegata, 13, ingresso in addirittura Belgique d'arrivo, Best, anche in difficoltà squalificato. d'andatura anche Big Didario, entra nettamente in vantaggio Bellatrix Font, finale con Bellatrix Font che si allunga bene per venire a concludere netta vincitrice. Bellatrix Font, secondo posto per Birbona, che a centropista ha ragione di Blackfire Horse. 1.17.4 il ragguaglio conclusivo, 31.1 a chiudere. Il successo per Bellatrix Font e Giorgio Cassani, la quota di 9.54 al totalizzatore. Pur senza figurare aveva corso più che discretamente Bellatrix Font al debutto e oggi alla seconda in carriera trova la vittoria con un bel percorso di testa. Bellatrix Font e Giorgio Cassani, come detto 9,54 la quota, al secondo posto il numero 7 Birbona che batte Blackfire Horse numero 9.